Ma che cosa vogliate che Dio possa dire dopo una vittoria di questo tipo? Cosa volete che possa aggiungere a quella che è l'emozione che è stata vissuta? Il miracolo si è compiuto, è stato un miracolo che poi alla fine si è vestito anche di un connotato ulteriore, quello di sconfiggere l'anticalcio che il Bari aveva già messo in atto contro il Sud Tirol, strappando un passaggio del turno non giocando al calcio, facendo sparire i palloni, facendo melina, interrompendo la partita sistematicamente. È stata la vittoria del calcio, è stata la vittoria di quel romanzo calcistico che racconta di una passione che non si può vivere se non attraverso le emozioni. E le emozioni che abbiamo vissuto stasera sono emozioni che solamente sentendole dal vivo, vivendole nel momento, possono dire di quella che è stata la grande impresa che ancora una volta è stata realizzata da Claudio Ranieri. Perché lui è il personaggio centrale di tutta questa vicenda. È la storia del calcio, è l'essenza del calcio, è il sentimento del calcio. È tornato combattendo contro se stesso, tentando di andare fuori dalla sua zona di comfort. Perché fuori dalla zona di comfort? Perché, come lui stesso ha detto, poteva continuare a venire in Sardegna da eroe per quello che era stato, e aveva paura di poter anche andare incontro a un fallimento, stavolta che potesse appannare quella grande immagine. E invece Claudio Ranieri è venuto con la convinzione di poter fare bene, con i panni umili di chi doveva ricominciare, come se fosse un ragazzino, e ha affrontato questi 6 mesi quasi fossero quei mesi iniziali di quando era stato portato al Cagliari da Tonino Roux. Tonino Roux. Chissà quante volte lo ha pensato in questo momento Claudio Ranieri quando ha realizzato questa vicenda, sapendo l'amore che la famiglia Roux, che Tonino Roux in particolare aveva per questa squadra, per la scelta che aveva fatto con Carmine Longo, per aver battezzato Ranieri da allenatore, per averlo fatto diventare allenatore. E quando è tornato a Cagliari è capitato anche l'imprevedibile, che Tonino Roux se ne sia andato. È andato lassù a guardare la grande impresa di Claudio Ranieri, una grande impresa. Ha insegnato a tutti, o ricordato a tutti, che per vincere nello sport di squadra bisogna innanzitutto essere squadra. Non basta essere un gruppo di lavoro, bisogna mettere ciascuno al suo posto e bisogna mettere tutti in relazione con un unico fine, un unico obiettivo, un'unica gratificazione. Si è arrivati fino alla fine sconfiggendo tutto quello di sbagliato che era stato fatto e riuscendo a centrare un grandissimo risultato. Permettetemi però anche un altro pensiero, quello di Tommaso Giulini, che per la prima volta si è messo in discussione, ha resistito a lungo perché convinto del fatto che in bontà sua, perché non ci vedeva del male in ciò che faceva, le scelte fatte in passato fossero giuste e che prima o poi avrebbero pagato. E invece ha dovuto conoscere un altro calcio, ha dovuto capire che le dinamiche sono diverse, ha dovuto capire che tutti dovevano mettersi in discussione, che tutti dovevano agire avendo un ruolo ben preciso. E in questo senso si è affidato a chi poteva dargli dei consigli e da questo punto di vista ha seguito questi consigli facendo un grande sacrificio e facendo una grande retromarcia, portando appunto Claudio Ranieri sulla base di quello che era la scelta sensata, l'affidare le chiavi a un manager che potesse rigenerare l'ambiente. Ha riavvicinato i tifosi, ha ottenuto i risultati, ha centrato la Serie A, insomma meglio non poteva fare. È una bella favola che racconteremo per anni, che racconteremo ancora, ma che forse per essere vissuta con la sua empatia merita di essere riascoltata nel momento in cui l'abbiamo vissuta. Io non posso dare quello degli altri, posso dirvi la mia, e quindi vi posso raccontare attraverso ciò che ho raccontato in Radio Supersound qual è stata la mia emozione, quali sono state le parole, quelle caldissime, bollenti, che sono venute fuori al momento della promozione. Così il pallone il Cagliari in Serie A, il Cagliari in Serie A, Ranieri ha centrato la storia e il fratello Olimpo riesce in un miracolo straordinario, riesce a capovolgere il destino, riesce a non far cancellare il suo grande ricordo. Il Cagliari è in Serie A, un miracolo sportivo, un miracolo vero, il miracolo di un uomo che si è comportato da uomo, che non ha cercato altro che essere un grande uomo e che piange da uomo in questo finale di gara, piange da uomo perché ha accettato una sfida con se stesso 30 anni dopo e ha vinta questa sfida prendendosi sulle spalle un'isola, diventando il condottiero di un'isola, andando ad affiancarsi a un mito come Gigi Riva,
Lo possiamo dire che questa grande impresa di Ranieri vale veramente l'ingresso nell'Olimpo, è un grandissimo risultato, è un miracolo sportivo, è una cosa incredibile, è il valore dello sport che primeggia sui valori e gli interessi, è il Cagliari che vince, è il Cagliari che lo rappresenta contro tutti e contro tutto, la Sardegna dei banditi, la Sardegna dei pastori, la Sardegna dei quattro mori che batte tutti, che sconfigge tutti e che ritorna in Serie A grazie a questo grande, immenso maestro. 1-0 con il gol di Pavoletti, un altro simbolo della sofferenza, un altro simbolo di una stagione che era stata per lui tormentata, arrivava dal delirio, dall'essere un morto in campo, come talvolta abbiamo dovuto dire per le sue prove incolori, ma poi alla fine anche i morti riemergono quando c'è da salvare l'anima, e in questo caso Leonardo Pavoletti al momento opportuno ci ha messo il suo piede sinistro per portare il Cagliari in alto, per ringraziare un popolo intero di quello che è calore. È una giornata indimenticabile per la Sardegna, una giornata straordinaria per la nostra isola, è un simbolo particolare perché dimostra che quando si vuole, se facciamo gruppo, se stiamo uniti, se diventiamo squadra, non abbiamo paura di nessuno e neanche dei poteri forti che si mettono insieme per cercare di negarti quello che invece è un risultato sportivo. Oggi è giusto che tutti i sardi piangano, che tutti i sardi si commuovono, perché questa è un'impresa storica straordinaria, è un'impresa calcistica ma che simboleggia veramente un'impresa che tutta la città sarda dovrebbe riassumere, dovrebbe controllare, dovrebbe raccontare, perché è una storia, è una favola che va trasportata dal mondo dello sport al mondo sociale. Scusate. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.